Un annuncio diretto sui suoi canali social prima, seguito da una nota congiunta del centrodestra. Alberto Stefani ha confermato di essere stato scelto come candidato presidente della Regione Veneto, così come in Puglia ci sarà il civico Luigi Lobuono. Un salviniano dunque alle guide di una coalizione che avrà una Lega che deve ancora confermare se a fianco del simbolo del partito avrà i nomi forti di Salvini e Zaia, probabile candidato come capolista in Veneto. Ringrazio la coalizione di centrodestra per il sostegno. Abbiamo davanti a noi sfide nuove ed importanti che dovremo affrontare con coraggio, determinazione ed energia, in continuità con la straordinaria amministrazione di Luca Zaia. Trascorrerò i prossimi giorni della campagna elettorale in tutte le piazze del Veneto, stringendo le mani ed incontrando quanti più veneti possibile. Lo farò mettendo al centro le necessità delle persone, l'ascolto e il dialogo anche nei confronti di chi non la pensa come me. Un centrodestra che sceglie dunque il nome dopo discussioni lunghe e approfondite, ma che potrebbero lasciare qualche segno. Di certo la trattativa fra partiti avrà visto la suddivisione di potenziali assessorati in regione, ma anche le candidature a sindaco in capoluoghi come a Venezia, dove potrebbe ottenere il candidato Fratelli d'Italia, difficilmente Speranzon lascerà Roma, probabile una soluzione locale con il centrista Simone Venturini, attuale assessore alle attività produttive. O Verona, a cui pensa Forza Italia. L'UDC comunque appoggia la scelta di Stefani. Con la candidatura di Alberto Stefani a Presidente della Regione, il centrodestra unito e coeso decide di non disperdere il patrimonio politico accumulato in questi anni in Veneto, forti dei nostri valori, come recita il nostro motto: siamo pronti a dare il nostro contributo. Il competitor principale di Stefani sarà per il centro-sinistra Giovanni Manildo, che in mattinata ha già sostenuto il primo confronto a distanza durante un convegno. Dalla cura del sintomo alla cura dei bisogni della persona, fisici e psicologici. Abbiamo confermato la nostra volontà di destinare risorse aggiuntive al sociale. Il sociale sarà il primo punto del nostro programma di governo per la regione del Veneto. Il Veneto ha davanti a sé sfide nuove: l'invecchiamento della popolazione, l'aumento del disagio giovanile, l'incremento delle patologie croniche e neurodegenerative. Abbiamo bisogno di un Veneto che si faccia comunità, in cui nessuno resti da solo. La situazione stava diventando surreale, erano oltre 90 giorni che facevo campagna elettorale da solo. Finalmente ci potremo confrontare su temi, proposte concrete, visione sul Veneto. Noi abbiamo continuato questa stagione di ascolto negli oltre 200 incontri che abbiamo fatto nel territorio e siamo pronti a confrontarci sulle idee e su proposte concrete. Non lo ha fatto in Veneto, lo ha fatto a Roma sulla base di un accordo spartitorio, come se a loro dei problemi del Veneto non interessasse nulla. Noi invece da tempo con il nostro candidato Giovanni Manildo e con la nostra coalizione abbiamo messo al centro i temi della sanità, del lavoro, dei giovani, e cioè le grandi questioni su cui è necessario produrre una svolta per la nostra regione.